Questo ponte è chiaramente un ponte ad appannaggio in particolare degli italiani, che hanno scelto le strutture ricettive alberghiere come prima meta, diciamo, di riferimento per affrontare questo primo assaggio della stagione, e questo ci dà e ci inorgoglisce particolarmente. Gli albergatori sono soddisfatti. Già solo gli italiani che si muoveranno per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio sono stimati tra gli 8 e i 9 milioni. A questi poi bisogna sommare un flusso che dall'estero è oramai a livello del pre-Covid, un pieno rilancio del turismo che, come avviene soprattutto in questa stagione, vede Venezia tra le mete preferite. Questo flusso in Veneto, nella nostra regione, avrà dei numeri estremamente interessanti. Stiamo registrando delle percentuali in veloce evoluzione. Chiaramente molti stanno alla finestra ad attendere le ultime ore per vedere quelle che saranno le evoluzioni del meteo. Ad oggi noi registriamo dei cluster, cioè delle aree particolarmente, diciamo, in vantaggio su quelle che sono le percentuali di occupazioni che riguardano le città d'arte e le terme, che sono quelle un po' meno sensibili e vincolate, diciamo, dagli aspetti delle variazioni del meteo. Ma al di là del primato di Venezia, anche in altre località della provincia l'intero settore è pronto ad una stagione che per la categoria si preannuncia densa di soddisfazioni. Anche le coste, la costa veneta, che vede aprire in questo momento circa 220-240 alberghi già pronti e operativi, e che con il 1 maggio sono numeri che si alzeranno in maniera significativa per arrivare quasi a coprire le 800 strutture che noi abbiamo su tutta la costa veneta, stanno piano piano aprendo i battenti e quindi predisponendo i loro servizi e rendersi operativi già con questi giorni, dei primi giorni, diciamo, del ponte del 25 aprile a seguire.